Tra il IX e l'XI secolo la Sicilia fu dominata dagli arabi, che avevano l'abitudine di appallottolare del riso allo zafferano nel palmo di una mano per poi condirlo con della carne d'agnello. Il nome di questa pietanza di riso rotonda prende il nome dall'analogo frutto, rotondo e dorato, dell'arancio, ovvero l'arancia. E quindi potremmo dire che il nome corretto sia arancina. La storia dell'arancina però non è così semplice, perché dal 1942 tutti i dizionari dialettali e italiani riportano misteriosamente un altro nome: arancino. Da un punto di vista linguistico, una linguista potrebbe dire chi usa il maschile praticamente italianizza il modello dialettale. In siciliano è arancino, quindi deve diventare la UO e diviene arancino, quindi va bene. Chi usa arancina usa il modello italiano e quindi lo declina secondo le regole stabilite per la lingua italiana, quindi arancia, piccola arancia, arancina. Per risolvere il famoso quesito tra arancino e arancina, siamo venuti in quella che si può definire la patria della lingua italiana. Siamo a Firenze. Ed è proprio a Firenze che si trova la sede istituzionale della lingua italiana, l'Accademia della Crusca. Nella Sala delle Pale padroneggia San Zanobi, protettore della Crusca, in un'evidente scena mentre sta ordinando un'arancina a carne. Una volta dentro la Crusca ci ritroviamo fra le mani un documento dei primi del Novecento che potrebbe risultare scomodo per i sostenitori dell'arancino. Nello Zingarelli del 1917 appare la parola arancina. La prima forma che viene registrata dai dizionari italiani invece è quella femminile, arancina, che viene registrata dallo Zanichelli del 1917 e dal Panzini del 1927. Nel 1942 appare per la prima volta in un dizionario italiano la parola arancino e da allora non è più cambiata. La situazione cambia nel 1942, quando i dizionari italiani registrano la forma maschile e da allora la lessicografia italiana lo registra sempre al maschile. Sicuramente sarà venuto fuori che la forma maschile era più diffusa e nei dizionari la scelta della parola da mettere al lemma, quindi la variante principale, è quella più frequente e più diffusa. Ma non vuol dire che l'altra è sbagliata. Io nel mio panificio chi dice arancino va fuori, chi dice arancina mangia l'arancina, perché sennò li butto fuori. L'arancina è femmina, a Palermo si dice arancina ed è femmina. Se si parla di italiano regionale di Sicilia, la forma femminile è registrata, attestata, esistente e ammissibile, più che corretta, quindi si può usare. Ma se la parola arancina è certificata e più che corretta, perché non la troviamo nei dizionari? Cosa dobbiamo fare per farla inserire? In realtà occorrerebbe che tante persone per tanto tempo e in tutti i posti d'Italia la chiamassero arancina, ma talmente tante volte da risultare così frequente da scavalcare per frequenza arancino, e allora a quel punto i lessicografi dovrebbero quantomeno scrivere arancino o arancina, e se arancina fosse più diffusa, arancina o arancino, però non lo decidiamo noi a tavolino. E se da un lato Camilleri, Montalbano, le televisioni, i giornali hanno contribuito alla diffusione della parola arancino, noi da oggi abbiamo il dovere morale di diffondere ancora di più la forma femminile, perché l'arancina grida giustizia. Je suis arancina. 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 Je suis une arancina, compris? Je suis arancina. Je suis arancina. Je suis arancina. Je suis arancina. Che poi, dico, l'arancina con che cosa è fatta? Col riso. Il riso da dove viene? Dalla Cina. E quindi arancina. Ma quanto sei Cornuto cretino? di pelle. Quanto? Un video tutto bello sistemato e io...